Nel dibattito elettorale odierno all'interno del centrodestra interviene l'ex sindaco e prossimo candidato Marco Zambuto. A seguito della prima riunione in prossimità delle elezioni amministrative in primavera delle forze politiche del centrodestra agrigentino che hanno accolto l'appello all'unità di marcia e di intenti lanciato dalla deputata regionale di Diventerà Bellissima, onorevole Giusy Savarino, dal presidente dello stesso movimento, onorevole Giuseppe Catania, dal vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, dal dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, Lillo Pisano, dal commissario della Lega in provincia di Agrigento, Massimiliano Rosselli, dal coordinatore regionale dell'UDC, onorevole Decio Terrana, e dalla parlamentare regionale UDC Margherita La Rocca Ruvolo. Marco Zambuto, che ha già manifestato più volte la volontà a candidarsi a sindaco di Agrigento, dichiara: dopo anni di impegno instancabile, faticoso ed entusiasmante, ho lasciato nel 2015 ogni incarico e impegno politico pubblico. Gli ultimi sono stati anni di riflessione e di maturazione in cui ho potuto leggere con occhio distaccato le scelte compiute, comprendere così gli errori e superare le incomprensioni. Oggi, afferma Zambuto, intendo riprendere il mio impegno politico laddove l'ho lasciato, nella mia città, Agrigento, con un animo che non è di rivincita né di rivalsa, ma di chi vuole rimettersi a servizio con umiltà e con capacità di ascolto. Negli ultimi mesi ho girato in lungo e largo la città, ho incontrato e parlato con tanti cittadini, ho raccolto sofferenze e disagi, ho ritrovato le ragioni e le motivazioni per un impegno politico per la città di Agrigento che, nonostante tutto, non può perdere la speranza di crescere e di vivere in una condizione migliore. Per questo, afferma Zambuto, è necessario battersi. Il nostro destino, quello della città di Agrigento, è scindibilmente legato a quello della Sicilia e in questa direzione occorre un collegamento forte con l'azione del governo regionale Musumeci e con lo sforzo di risanamento e di rilancio che sta compiendo il Presidente, insieme alle forze politiche che lo sostengono. In questo senso, conclude Zambuto, apprezzo la sensibilità e sono pronto al confronto con le forze politiche di centrodestra e all'appello che hanno lanciato per la costruzione di un programma per la nostra città.